In alcune stalle dell'Alta Padovana si è dato vita ad una sperimentazione per la produzione di latte e carne con proprietà antitumorali. Si parla di alto contenuto di omega 3, di CLA, cioè acido linoleico coniugato, e di acidi grassi saturi ramificati. Questo è quello che emerge dai dati dell'Eurocoltivatori Veneto, che ha condotto questa ricerca con il contributo della Camera di Commercio di Padova e di Ambrosia, associazione di imprenditori del settore agroalimentare. Questi nutrienti svolgono un'azione cardioprotettiva e antinfiammatoria. Non solo, avrebbero anche un effetto antitumorale con benefici sulle funzioni immunitarie e sulla riduzione del tasso di colesterolo, afferma Benito Mantovani, nutrizionista zootecnico responsabile del progetto. Le produzioni ottenute sono state identificate con i nomi di fantasia Latte Regis, Manzetto, Pollo Chicchi e Grufolino. I test effettuati con il Latte Regis, ad esempio, su alcuni soggetti intolleranti al latte, non hanno prodotto alcun effetto negativo. La stessa cosa su bambini neonati che avevano difficoltà a digerire il latte artificiale. Altri bambini con malattie metaboliche alimentati con queste carni hanno dimostrato una crescita normale. La ricerca condotta potrebbe spiegare, secondo Mantovani, la diffusione negli ultimi decenni di patologie cardiovascolari, diabete, obesità, intolleranze e forme cancerogene.